Così sia, reverendo. Si chiama come il padre. Gli ho messo il suo nome perché gli somigliasse. È morto povero e onorato. Guardate là, il suo gabbano è ancora appeso al muro. Non lo toccherò mai, anche se un giorno dovrò morire di freddo. Lo darò a mio figlio quando sarà diventato degno del padre. E sarà lui a vendicare la sua memoria. Ma nessuno è responsabile della sua morte, è stata una disgrazia. Possiamo solo pregare per la sua anima. Bartolomeo Casu era un uomo onesto, non un ladro. Io pregherò per lui e maledico chi l'ha ucciso! Assassino! Figlia mia, assassino, maledetti, l'hanno ucciso! Maledetti! Che mi interessava nel romanzo della Adelaide il rapporto che c'era fra questo prete e la ragazza, cioè un po' il conflitto psicologico che esisteva fra la missione del prete e la ragazza, perciò sì che il film si chiamava Proibito, in fondo era un amore proibito, ecco. Quello che mi ha interessato e quello che mi ha spinto a fare il film era proprio questo rapporto. Poi tutto quello che riguarda la Sardegna non era certamente un film che fosse indicativo per quello che erano i problemi della Sardegna, eccetera, anche perché non lo era il romanzo. Il romanzo stesso della Adelaide ha fatto un po' una Sardegna di maniera, il banditismo, anche un pochino, diciamo, eroico, eccetera, i paesaggi anche. Quindi se lei pensa, se si dovesse dire che io sono andato in Sardegna oppure il romanzo mi ha ispirato perché trattava questa terra in maniera moderna, eccetera, questo no, devo dire di no. Fermi! Giù l'arma, siete sotto tiro. Vuota il fucile, Simone. E tu, Nicodemo, conserva il tuo. Vi mettete in 5 contro 1. Non ho paura. Ma è una vigliaccheria da parte vostra. Hai agito tu da vigliacco contro Bartolomeo Casu. Non t'avrei mai creduto capace. Hai accusato di furto un innocente per guardarti le spalle. Andiamo. Costantino Corraine, il nostro patto è allo scoperto. Passare la vita a fare delle cose inutili.
Nessun lavoro è inutile. Che cosa sta facendo? Non lo so. Mi danno da ricamare fin da quando ero bambina. Dicono che è il mio corredo. Ci sono su delle casse piene di tele ricamate. Inutili. Lei dovrebbe sposarsi. Avere una sua famiglia, Agnese. Sono sicuro che così sarebbe più felice. Forse ha ragione. Lei è felice, Don Paolo? Sì, Dio mi ha fatto una grande grazia. Allora lei è felice a costo però dell'infelicità di qualcun altro? No, Agnese. Don Paolo, correte, correte! Padrona, che disgrazia! Povera creatura. La madre è un personaggio tipico dell'opera delle Diane. Il problema della maternità è che direi la legge del sangue, vero? È molto sentita e ritorna reiteratamente. La madre delle Diane, direi, potrei anche dire la donna delle Diane, vive molte vite, in sé ha una sensibilità così esasperata da inglobare anche la vita delle persone che le stanno vicino. Non sono venuti. L'avevo tanto aspetto che ho quasi finito per crederci. Però Agnese, lei può essere contenta lo stesso. L'offerta del suo perdono è ancora più generosa. Il Signore disse: se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché vi siano perdonati i vostri peccati. E se non perdonate, non sarete perdonati. Grazie, Costantino. Colomba. Sei come lei. Com'era lei. Io, Costantino Corraine, ti domando perdono. Vai. La pace tra le nostre famiglie avrebbe dovuto essere consacrata dall'unione mia e della sorella di tuo padre. Era come te. In questo momento mi sembra di rivederla viva. Dolce creatura che pagò con la vita la fedeltà a un impegno che altri non vollero mantenere. Fuggì da casa sua per venire a vivere con me,
e aspettare un consenso alle nostre nozze che non giunse mai. Morì tra le mie braccia e la riportai pura nella chiesa di Ar, dove pura doveva entrare per diventare mia moglie. Perché questa pace sia vera e duratura, deve essere consacrata da un patto di sangue. Voglio che tu ti unisca in matrimonio con lui. È l'ultimo della mia famiglia, come tu sei l'ultima erede dei Barras. Se Dio vorrà, Costantino, se Dio vorrà. Dov'è Agnese Barras? Agnese! Agnese! Don Paolo. Ho sentito che la chiamavano. Perché non mi ha detto quello che aveva stabilito con Corraine? Non abbiamo stabilito niente. Dica la verità. Lei vuole che io sposi Antonio. Forse lo aveva già in mente da quando mi disse. Non ho mai voluto ipotecare il suo avvenire. Io vorrei soltanto la sua felicità. Già. Comunque in fondo è una soluzione anche questa. Ma lei sa benissimo che se io non sposassi Antonio tutto questo sarebbe inutile. Spero di no, Agnese. Ma stia tranquillo. Io sposerò Antonio. C'è una cosa che credo abbia salvato l'intero periodo di questo film. Ed è stato un personaggio che penso molti ricorderanno e che ho amato moltissimo, che ho scoperto in questo film, non per averlo poi frequentato dopo, perché purtroppo l'ho riperduto anch'io, me ne pento moltissimo, ed è Amedeo Nazzari. Una persona stupenda, una persona con una natura introvabile forse nel nostro ambiente, un verissimo signore, una persona che si agisce in un modo del tutto anticonvenzionale, veramente anticonvenzionale, senza mai darlo a vedere, senza mai una sottolineatura. Una persona stupenda che ricorderò con amore per tutta la vita. E devo dire che ho degli aneddoti così su Amedeo Nazzari che non voglio neanche ripetere perché diventano poi didascalia, ma ecco, è una cosa che avrei tanto voluto dire che lei mi dà l'occasione oggi di dire. È una delle poche persone di questo ambiente che mi è rimasta seriamente, veramente nel cuore. Irripetibile. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Guardi, non è che io abbia trovato materiale ispirativo per il fatto della Sardegna in sé per sé, perché poi in realtà nel film, almeno nel mio film, la Sardegna appare più che altro superficialmente come sfondo, come paesaggio, come parte, diciamo, pure folcloristica. Credo che sia un po' il destino della Sardegna. 2000 anni fa i romani arrivavano, bruciavano le foreste. È un campo di battaglia, è stata soggetto di depredazione da sempre la Sardegna. Era un'isola ricca di tutto, cominciando appunto dai romani che andavano, bruciavano le foreste e riportavano via il carbone, anche se poi c'era uno scambio naturale di grano, di oli, varie cose. Da allora è cominciato, non credo che sia mai finita questa storia. Lei evidenzia gli anni 60 attraverso un tipo di cinema e gli anni 50 attraverso un altro, ma in effetti non è mai cambiato niente.